siamo in collegamento proprio con il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia. Zaia, buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Ha ascoltato insieme a noi l'ultima dichiarazione che è arrivata dal ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che in sostanza dice che in questo momento bisogna aiutare questi risparmiatori, è questione proprio umanitaria, ha detto, non si tratta di un rimborso. Questo è comunque il tentativo da parte del governo di far qualcosa, Zaia? Sì, spiace ricordare che avevamo una grande opportunità di intervenire sulle banche all'inizio verso il 2011, quindi con il governo Monti. L'Italia rifiutò l'intervento della BCE, a differenza di Spagna, ad esempio, che oggi può vantare un sistema creditizio migliore del nostro rispetto ad alcune banche che sono state risanate. Noi siamo preoccupati perché abbiamo circa, lo diceva bene lei, 205.000 azionisti di Veneto Banca e Popolare Vicenza, nel totale 205.000, e questi azionisti rischiano di vedersi assolutamente azzerati i loro risparmi. Ricordiamo che noi li chiamiamo giustamente azionisti, ma dobbiamo dire fino in fondo che la stragrande maggioranza di queste persone, di questi cittadini, sono dei piccoli risparmiatori, e si vanno a consumare delle vere e proprie tragedie umane. Ecco, Zaia, quando lei dice il governo deve fare qualcosa, deve fare un intervento di sistema, che cosa ha in mente? Perché in questi giorni ci sono varie ipotesi, si parla da una parte della proposta del PD di un fondo di solidarietà dove intervengono da una parte le banche, soprattutto le banche, e dall'altra quindi interviene il governo con il tema delle detrazioni IRPEF, e dall'altra però ci sono altre proposte come ad esempio quella del Movimento 5 Stelle. Che cosa si deve fare secondo lei? Qual è la strada giusta? Beh, guardi, io penso una cosa, c'è un aspetto che ad esempio è quello delle garanzie, dell'intervento con Cassa Depositi e Prestiti, che potrebbe essere una delle partite. Poi io non sono un tecnico del settore, però so anche che questa quotazione, questa trasformazione in SPA, che è arrivata nottetempo con un decreto senza preparare un substrato utile, se noi imponessimo a un'azienda privata di andarsi a quotare nel giro di poco tempo, questa azienda andrebbe in difficoltà per i bilanci che non sono certificati per la borsa, per una roadshow che farà con difficoltà, e tutta una serie di difficoltà che andrà a incontrare. Ecco, queste banche oggi vivono questa difficoltà e molto probabilmente anche una malagestio, e se c'è una malagestio chi ha sbagliato dovrà pagare, però ricordo che dal 1° di gennaio avremo il bail-in. Quindi il 1° di gennaio noi andremo con il bail-in e andremo a quotare delle banche e dovremo chiedere ai mercati, quindi agli investitori, di comprare titoli di banche che rischiano il bail-in. Cioè voi capite che la congiuntura astrale è molto negativa. Ecco, senta Zaia, chi le dice ma forse tutto questo si poteva in qualche modo evitare, si poteva conoscere la reale situazione di alcune banche, e molti dicono ma va bene, tutti parlano, tutta la politica parla in questo momento, ma forse anche la politica poteva sapere qualcosa di queste banche. Guardi, io la ringrazio per questa domanda. Innanzitutto sta parlando con chi ha avuto il coraggio di sostenere ad esempio la fusione tra le due banche, che è stata la proposta fatta un paio d'anni fa da Banca d'Italia. Fui assolutamente attaccato dicendo che era un'operazione impraticabile e non sarebbe stata lungimirante. La realtà la vediamo oggi. Voglio anche ricordare a chi non conosce la dinamica di queste due banche che se c'è una parte che non è mai stata coinvolta nella gestione è stata proprio la politica. Non venga in mente a qualcuno che in queste due banche, cito Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ci siano stati accordi con segretari di partito, esponenti di partito, perché non è così. Queste banche sono state gestite anche a volte anche da illustri rappresentanti del mondo imprenditoriale, o ai vertici in maniera assoluta oppure all'interno dei CDA. Per cui la politica qui è sempre stata tenuta sapientemente fuori da questa partita. Dico anche però, visto che si parla spesso dei controlli, dico che queste sono banche che hanno superato stress test, sono banche che comunque erano e sono vigilate dalla Banca d'Italia, per cui noi risparmiatori, glielo dico perché io ho 100 azioni di Popolare di Vicenza e 500 di Veneto Banca, che figurativamente valevano circa 27.000 euro, oggi penso che valgano praticamente qualche migliaio di euro. Noi risparmiatori comunque, se dovevamo vedere le carte comunque erano carte approvate anche da chi doveva controllare. Io la ringrazio per questo suo commento, grazie Luca Zaia, governatore della Regione Veneto, grazie per essere stato con noi.